Grazie allora a Daniele Paroni. Noi ora parliamo di un progetto di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale che è stato presentato oggi, rivolto agli studenti delle superiori della provincia di Udine, che vede coinvolti prefettura, Rotary Club e polizia stradale, e si concretizzerà in una serie di incontri ed un concorso di idee per arrivare a delle vere e proprie lezioni di guida. Presidente Cecconi, Rotary Udine, capofila di questo progetto, ideatore in parte di questo progetto, un progetto che coinvolge appieno gli studenti di tutta la provincia di Udine. Tutte le scuole, tutte le 22 istituti scolastici di secondo grado della provincia di Udine sono stati invitati a partecipare a questa iniziativa e hanno aderito. Naturalmente non riusciremo a contattare tutti il primo anno, ma il progetto, come lei ricordava, è un progetto triennale, quindi nel corso di questo triennio noi contiamo di riuscire a parlare a tutti gli studenti delle scuole della provincia. Un progetto che si muove su diverse linee di sviluppo, da una parte ci sono le lezioni frontali, ma non solo, c'è anche l'importante concorso di idee. Sì, non mi piace chiamarle lezioni vere e proprie, sono delle chiacchierate nelle quali i professionisti del Rotary, sostanzialmente medici, giuristi e assicuratori, parleranno di quelle che sono le conseguenze di una guida responsabile, diciamo dalla responsabilità legate a una guida responsabile. Naturalmente noi abbiamo anche affiancato a questo, grazie al contributo della Fondazione Friuli e grazie all'intervento di sistema della Prefettura di Udine, un concorso di idee attraverso il quale gli studenti sono invitati a esprimere la loro creatività artistica in forma grafica, in forma scritta, in forma musicale, nel manifestare la loro presenza all'interno di queste tematiche. E poi si arriverà anche a maggio con delle vere e proprie lezioni di guida. Le lezioni di guida si terranno presso delle piste con istruttori professionali. Naturalmente vi potranno partecipare solo gli studenti patentati, ma non abbiamo dimenticato anche gli studenti non patentati, e per questi offriremo delle esperienze di guida a un simulatore professionale presente presso l'Università di Udine. È stato facile perché sostanzialmente ho trovato un terreno già fertile su cui c'era già una progettualità. L'idea o comunque lo stimolo a un concorso di idee è stato subito accolto anche dal mondo scolastico, e quindi diciamo, ci siamo trovati subito in linea su questa possibilità. Il progetto, che ha una cadenza triennale, e questo è un importante, come dire, richiamo a un sistema tradizionale che quindi andrà a sistema nel tempo, e si spera veramente che possa ampliare anche la platea di chi vuole partecipare e dare un contributo non solo di finanziario ma anche di idee e di altre possibilità. Ci sono tante formule, io dico sempre che questo è un contenitore vuoto su cui noi possiamo infilare e inserire tantissime cose, e vale anche come metodo di lavoro per tante altre progettualità che, ripeto, possono far contribuendo al concorso di idee e di possibilità dare un sistema molto ampliato di soggetti pubblici e privati. Comandante De Ruosi, la Polizia Stradale è sempre in prima linea in questa iniziativa. Sì, è assolutamente così, ed è importante che continui ad esserlo, perché abbiamo fatto questa lunga interruzione dovuta alla pandemia e ci è molto dispiaciuto, perché il legame che abbiamo con il mondo scolastico ormai è ultradecennale, perché la Polizia Stradale col progetto Icaro è presente nelle scuole da oltre 12 anni e adesso ha raggiunto anche una proiezione europea con una partnership tra Ministero dell'Interno e MIUR, con progetti educativi studiati dall'Università La Sapienza, proprio per essere poi calati dal personale della Polizia Stradale sui giovani e sulle loro esigenze. Lei ha sottolineato come la cronaca di tutti i giorni ci costringe a mantenere alta l'attenzione su un fenomeno in aumento. Lei ha sottolineato anche post-pandemico, i numeri sono tornati a crescere. Sì, su questo dobbiamo fare un focus, perché è vero che l'incremento è stato notevole, ma il dato di incremento è falsato dal precedente della pandemia, dove l'incidentalità era crollata per ovvie ragioni legate all'interruzione dei movimenti. In realtà, se prendiamo l'ultimo anno di riferimento pre-pandemia, il trend è leggermente in calo. Questo però non deve farci abbassare la soglia di attenzione, perché l'abbiamo visto proprio in pochissimi giorni fa. Abbiamo avuto in un brevissimo arco di tempo nella regione Friuli Venezia Giulia 3 incidenti mortali gravissimi, tutti connotati
senza entrare nel merito delle indagini in corso, dell'attività che stanno svolgendo i magistrati, ma tutti connotati da condotte di guida sbagliate, quindi non di certo a mere casualità. Quindi vuol dire che l'attività di formazione è necessaria, deve essere assolutamente ripresa con questi progetti, e questo ne è assolutamente un ottimo esempio, perché dà una prospettiva come dire, ampia alle iniziative singole. Come è stato giustamente detto durante la conferenza stampa, la bontà di questa iniziativa è che si propone di andare a toccare tutte le realtà territoriali della provincia di Udine, anche quelle che normalmente magari fanno più fatica ad aderire alle iniziative di sicurezza stradale. Presidente Cisilino, quest'anno ci sarà anche l'importante partecipazione, l'importante contributo dell'Arlef. Assolutamente sì, c'è questa grande novità che comunque va ad incrementare un progetto che ha una validità sicuramente molto grande, che ha la possibilità di entrare in empatia con i giovani che affrontano il mondo della strada. L'Arlef, con il piano di politica linguistica, ormai da tempo si occupa di diversi settori, tra cui anche la legalità, la sicurezza e tra l'altro in questo caso appunto la sicurezza stradale, e quindi si inserisce perfettamente come progetto nel panorama, insomma, delle attività che verranno svolte in questa lunga, direi, serie di attività, di situazioni, insomma, che verranno messe in opera anche nelle scuole. Questo ci fa molto piacere, avvicinerà i nostri studenti anche alla lingua friulana, e vediamo, insomma, che questa partecipazione può essere una partecipazione piacevole e soprattutto divertente.